Questo tema, la pace, come è stato declinato, come viene declinato ai ragazzi? Per parlare appunto della pace abbiamo cercato di rendere il più agibile possibile per i ragazzi di questa fascia d'età il messaggio del Papa riguardante la politica, e appunto per renderlo fruibile ai ragazzi delle medie e delle elementari soprattutto abbiamo deciso di puntare sul tema un pochino del bene comune, sul il come ognuno di noi possa fare la propria parte per curare la terra, ma anche curarsi poi delle relazioni e degli altri. Come i ragazzi vivono la pace tra di loro in questi momenti anche di gioco? In questi momenti direi molto bene, è molto bello appunto come riescano ad andare d'accordo, ad essere in pace, nonostante le provenienze dalle varie parrocchie della diocesi, nonostante non si conoscano, appunto riescano a andare d'accordo. Ecco. Come vi siete preparati a questa giornata? Per preparare questa giornata ci siamo visti, da 3 mesi che organizziamo questa giornata, ci siamo visti più volte per 3 animatori, una volta a settimana per 2 o 3 mesi per poter organizzare meglio questa giornata. Ci siamo divisi i lavori e i giochi, ci siamo 2 animatori per gioco e stiamo cercando di far giocare nel modo migliore i bambini affinché possano giocare con giochi a tema. Abbiamo utilizzato un po' come tema il film Up, infatti ci sono certi giochi che hanno come tema quello degli scout e comunque di vincere le spillette, ad esempio di aiutare gli anziani e comunque di fare gesti di altruismo. I ragazzi provengono da diverse parrocchie della diocesi, iniziano anche qui nel loro piccolo a vivere un momento di integrazione. Sì, a partire da come dividiamo i gruppi, si cerca di fare i gruppi più eterogenei possibile affinché si possano conoscere i bambini e possano capire che la diocesi è una e sono tutti quanti della stessa diocesi e non ci sono piccoli gruppetti tra parrocchie.